1 febbraio 2024, settimo anniversario dell'istituzione della giornata dedicata alle vittime civili nelle guerre in tutto il mondo. Quest'anno l'ANCI e l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra hanno organizzato insieme questa bellissima iniziativa e il Comune di Palma di Montechiaro ha voluto dare il proprio contributo. Come vedete, questo è il Palazzo Comunale e il Palazzo degli Scolopi, illuminato di blu, per ricordare uomini, donne e bambini che muoiono nelle guerre non solo nelle guerre del passato, ma drammaticamente anche nelle guerre odierne. Sono più di 30.000 i morti civili nel 2023, il dato più alto da credo 13 anni a questa parte. Bisogna interrogarsi come sia possibile nel 2024 ancora utilizzare la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Abbiamo avuto il focolaio enorme che ancora brucia in Ucraina e in Medio Oriente abbiamo assistito a quella che è davvero una carneficina da ambo le parti. Non si possono mai accettare gli attentati terroristici, ma non è mai possibile accettare che dei civili muoiano per la cecità, la violenza e, perdonatemi, e anche l'arroganza di stati che non sanno trovare un momento di pace e pensare al futuro di questa terra. Non ci sono parole per poter descrivere il dramma che si ha nel vedere ospedali bombardati, scuole bombardate, asili bombardati o civili rapiti, torturati, violentati e trattati in maniera inumana. Il nostro grido basta da parte di tutti i comuni italiani deve arrivare forte, perché la guerra non può e non deve essere, come dice il nostro articolo 11, il mezzo per risolvere le controversie internazionali. Un appello alla comunità internazionale affinché nel rispetto dell'autodeterminazione dei popoli, ma nel rispetto innanzitutto della vita umana, si ponga fine a queste carneficine che sono state da sempre inaccettabili, ma lo sono ancora di più nel 2024. Non possiamo rimanere silenti di fronte a massacri di questa portata. L'Europa deve giocare un ruolo fondamentale. L'Europa, il vecchio continente che è il custode di democrazia, di pace, la culla della nostra civiltà, deve essere forte per portare avanti quella che deve essere una missione di pace. E le prossime scadenze europee daranno un nuovo volto all'Europa e quel nuovo volto deve essere un volto di pace e di difesa dei diritti dell'uomo.